ti glorificarei, eu te adorarei e te glorificarei. Ta podoba je slika Marije v Itatirandi. Questa statua di ogni vive santuario. Ta kip je tam v svetišču E è stata incoronata dal vescovo Carino Gritti. in kronal jo je gospod škof Carilo Gritti. Come la Madonna è in questa immagine, è rappresentata come apparsa nella prima apparizione. Na tej podobi je Mati Božja, ki se je prikazala na prve prikazovanje. È stato cominciato tutto nel 2 maggio 1994. Prikazovanja so se začela 2. maja 1994. Mi chiamo Edson Glauber. Ime mi je Edson Glauber. Vengo di Manaus, Amazzonia, Brasile. Prihajam iz Manausa, Amazonija, Brazilija. È la seconda volta che visito in Slovenia. Je drugič, ko sem v Sloveniji. È stata la prima volta l'anno scorso. Prvič sem bil lani. Ma quest'anno sono stato in più luoghi per parlare del messaggio della Vergine. Lani sem bil na 2 kraji, letos pa sem bil na več krajih, ko sem lahko govoril o prikazovanju Marije. E adesso sono qui con voi In danes sem tukaj z vami, per parlare di questi messaggi, di queste apparizioni che sono avvenute in Amazzonia. da bi vam govoril o sporočili, ki smo jih prejemali med prikazovanjem v Amazoniji. Nel 2 maggio 1994 2. maja 1994 mia madre si è alzata alle 4 del mattino moja mama je vstala ob 4 zjutraj, perché sentiva come se una persona la chiamasse per pregare. ker je čutila, kot da jo neka oseba kliče, naj pride moliti. Quando mia madre è andata a sala di casa per pregare il rosario, Pa je mama šla v dnevno sobo, da bi molila rožni venec, quando mancava 3 Ave Maria per finire il rosario mistero glorioso, in ko so manjkale 3 zdrave Marije, da bi končala rožni venec, la sala di casa si è riempita da una luce molto bella. se je dnevna soba napolnila z močno lepo svetlobo. Mia madre vede quella giovane sopra una nuvola a piedi scarsi In moja mama je videla lepo dekle na oblačku in bosih nog. che aveva un manto bianco e una veste bianca. Bila je oblečena v belem plašču in v beli obleki. La Madonna mostrava un rosario così. In Mati Božja je kazala rožni venec tako. Mia madre, molto emozionata, Moja mama je bila zelo ganjena, ha detto queste semplici parole. rekla je samo to. Benedici a me, la mia famiglia e se possibile tutta l'umanità. Blagoslovi mene, mojo družino in če moraš vse človeštvo. Aiutaci e se possibile tutta l'umanità. Pomagaj nam in če moraš vsemu človeštvu. E mia madre voleva sapere da un fratellino mio che si chiamava Chirino. In moja mama je želela vedeti o svojem sinu, ki se je imenoval Kirino. Mio fratello è morto a casa giocando in incidenti a casa nell'anno 1989. Moj brat je umrl, ko si je igral na domu, imel je neko nesrečo in umrl je 1989. E da quell'anno la mia madre soffriva tanto per la morte del mio fratello. In od takrat dalje moja mama je veliko trpela za izgubo svojega sina. E quell'anno del 94, In tisto leto, 94. leta, nel giorno 1 maggio, 1. maja, era il giorno che un pilota famoso del Brasile, Ayrton Senna, è morto. je bil dan, ko je Ayrton Senna tekmoval
si je spomnila svojega sina, mojega brata, ki je umrl. E quel giorno ha pianto molto In tisti dan je veliko jokala. e è andata a dormire piangendo. In šla je spat in jokala. Per questo quando la mamma ha visto la Madonna per la prima volta, Zato mama, ko je videla Marijo prvikrat, ha chiesto alla Madonna solo di sapere se il fratellino stava bene. je prosila Marijo, da ji samo pove, ali je njen sin dober. La mia madre voleva solo sapere, Moja mama želela samo vedeti. non voleva vedere. Ni spraševala, da bi videla. Ma la Madonna ha mostrato a mio fratello la mia mamma, Toda Mati Božja je pokazala mojega brata mami, per mostrare a mia madre che mio fratello era in cielo con me. da bi pokazala moji mami, da je moj brat v nebesih z njo, z Marijo. Dopo che mia madre ha visto mio fratello Potem, ko je moja mama videla mojega brata e ha saputo che lui stava bene in cielo, in je svedela, da mu je dobro v nebesih, lui è sparito. je izginil spred E oči. la mamma dice alla Madonna: come posso ringraziarla? In moja mama je rekla Mariji, kako naj se ti zahvalim. E la Madonna ancora mostra il rosario In Mati Božja je spet pokazala rožni venec e dice il primo messaggio: in dala prvo sporočilo. prega, prega, Moli, moli. e sparisce. In je izginil. La prima apparizione. To je bilo prvo prikazovanje. E nell'inizio io non vedevo la Madonna, Na začetku jaz nisem videl Marije. io ascoltavo la sua voce che parlava con me. Jaz sem slišal njen glas, ki je govoril z menoj. Quando ho domandato alla Madonna chi appariva la mia madre e parlava con me, In ko sem vprašal Marijo, kdo se prikazuje moje mami in govori z menoj, lei ha risposto: je odgovorila: io sono la Beata Vergine Maria, la madre di Gesù. Jaz sem blažena devica Marija, mati Jezusova. Quando ho domandato perché appare la mia madre e parla con me, In vprašal sem, zakaj se govoriš s mojo mamo in se meni zakaj se prikazuješ moji mami in govoriš z menoj? perché è la volontà di Dio. Odgovorila je, ker je to Božja volja. Noi appariamo e parliamo con quelli che vogliamo. Mi se prikazujemo in govorimo s tistimi, ki mi želimo. E perché sei venuta qui a casa nostra? In vprašal sem, zakaj si prišla tu v naš dom. Voglio che siate una luce agli altri miei figli Hočem, da postanete luč drugim mojim sinovom e che possiate parlare a tutti loro in da govorite vsem drugim quello che io e mio figlio Gesù parleremo a voi. to, kar vam bomo jaz in moj sin Jezus govorili. Quell'anno del 1994, Tistega leta 1994, 19 anni fa, torej 19 let od tega, la Madonna appare il 2 maggio alla mia madre. Mati Božja se je prikazala 2. maja moji mami. Ma quando ho visto la Madonna per la prima volta davanti a me, Toda, ko sem prvič videl Marijo pred menoj, dopo aver ascoltato la sua voce tante volte, ko sem tolikokrat slišal njen glas prej, è apparsa un giorno come questo. se je pa prikazala dan tako kot Era 31 maggio, bil je 31. maj, come oggi. tako kot danes. E nel giorno di oggi, come a 94, 19 anni fa, In na današnji dan, la Madonna è apparsa a me. pred 19 leti, se je Mati Božja prikazala meni. Stavo pregando il rosario a casa, Molil sem rožni venec v svojem domu, nella stanza dove mio fratello giocava, v sobi, kjer se je moj brat igral, dove lui si è fatto male, kjer se je on ranil e lì è morto. in tam je Era in umrl. quella stanza lì che pregavo. Jaz sem molil v tej sobi E è stato lì che la Madonna è apparsa la prima volta a me in je bilo tam, ko se je Mati Božja prvič mi prikazala, per fare quel posto lì il posto più bello da bi ta kraj postal najlepši kraj nel mio ricordo, v mojem spominu, per dimenticare la tristezza da bi pozabil na žalost e trovare la gioia di Dio. in da bi našel Božjo radost. E lì la Madonna appare, c'era una statua piccolina nel tavolo, In tam je Mati Božja se prikazala, na mizi je bil majhen kipec, era una statua che avevano regalato a mio fratello. bil je kipec, ki so ga
podarili mojemu bratu. una statua della Madonna Rosa Mistica di Montichiari. Bil je kipec rože skrivnostne iz Montichiari. E quella statua è diventata In ta kipec je postal ves svetav e è cominciata a crescere come una persona. in je začel rasti kot ena oseba. E quando questo è cominciato a succedere davanti a me, In ko se je to začelo dogajati pred menoj, è sparito le mura, i tetti di casa, so izginili pred menoj zidovi, streha. tutto è sembrato un cielo davanti ai miei occhi. Vse je bilo pred menoj kot nebo. E appare la Madonna lì con le mani unite così. In prikazala je se Mati Božja z sklenjenimi rokami. Aveva il manto bianco per giorno, Tisti dan je imela bel plašč, la veste bianca belo obleko e 3 rose qua come la statua. in 3 vrtnice tu spredaj, tako kot je kip. Bianca, rossa e gialla. Belo, rdečo in rumeno. E è durato 5 secondi quella apparizione lì. In to videnje je trajalo 5 sekund. Se durasse di più io morivo, Kajti, če bi trajalo dlje, bi jaz umrl. perché è stata una emozione molto forte. Ker sem bil tako zelo ganjen. E la Madonna ha fatto solo così, In Mati Božja je naredila samo tako. era così, ha sorriso Naredila je tako, se nasmejala, razprla roke e è sparita. in je izginila. E da lì ho cominciato a vederlo, In od takrat dalje sem jo videl, insieme alla mia mamma. skupaj z mojo mamo. E in un'apparizione ho domandato come voleva essere conosciuta. In v enem prikazovanju si je vprašal, kako bi ti rada, da te predstavim. E mi ha risposto, Odgovorila je, voglio essere conosciuta qui in Amazzonia hočem biti poznana tu v Amazoniji come regina del Rosario e della pace. kot kraljica rožnega venca in miru. Perché voglio essere conosciuta così? Vprašal sem, zakaj hočeš biti tako poznana. La Madonna mostrando il rosario nelle sue mani, Mati Božja je pokazala rožni venec v njenih rokah, perché io voglio mostrare a tutti voi ker vam hočem pokazati, che con la preghiera del rosario da z molitvijo rožnega che venca il mondo troverà la pace. bom svet našel mir. Per questo io voglio essere conosciuta qui Zato hočem biti tu poznana come regina del rosario e della pace. kot kraljica rožnega venca in miru. E non solo la Madonna appariva a me e alla mia madre, In ne samo meni, Mati Božja se prikazovala. ma anche Gesù e San Giuseppe. Prikazali so se tudi Jezus in Sveti Jožef. E tante volte loro venivano accompagnati da San Michele, San Gabriele e San Raffaele. In tolikokrat so jih spremljali sveti nadangeli Gabriel, Mihael in Rafael. O di tanti angeli e santi. Ali pa tudi drugi angeli in svetniki. Tante volte sono venuti San Francesco, Tolikokrat je prišel sveti Frančišek, Santa Chiara, sveta Klara, Santa Caterina da Siena, sveta Katarina Sienska, Santa Rita, sveta Rita, Padre Pio, Padre Pio, Santa Teresa d'Avila, sveta Terezija Avilska, Teresa di Lisieux. sveta Terezija detita Quando Jezusa. la Madonna appariva in una chiesa che era in onore a questo santo, Kadar se je Mati Božja prikazovala v cerkvi, ki je bila posvečena temu svetniku, quel santo veniva insieme a lei. ta svetnik je prišel vedno zraven z njo. E la Madonna ha chiesto a me e a mia madre In Mati Božja je prosila meni in mojo mamo, di andare a una città naj gremo v en kraj, che si chiama Itapiranga. v mesto, ki se imenuje Itapiranga. Itapiranga è la città dove mio papà è nato, Itapiranga je kraj, kjer se je rodil moj oče, dove c'erano i miei nonni, kjer so živeli moji stari starši, genitori del mio papà. torej starši mojega očeta. E lì mio papà a Itapiranga In tam v Itapirangi moj oče aveva una grossa proprietà. je imel zelo veliko posestvo. E in quella proprietà la Madonna è apparsa tutte volte. Mati Božja se je na tem posestvu prikazala tolikokrat. E lì la Madonna ha chiesto di costruire una piccola cappella, In Mati Božja prosila, naj tam zgradimo eno majhno kapelo, perché lì era il luogo scelto da Dio, kajti tam je bil kraj, ki ga je Bog izbral, perché lei venisse a trasmettere i suoi messaggi a tutta l'umanità. da bi ona tam
dala sporočila za celo človeštvo. Quando mio papà ha comprato questa proprietà, Ko je moj oče kupil to posestvo, mio papà pensava di costruire lì cose per lavoro. moj oče je mislil, da bo tam delal nekaj, kar bo lahko delal. Aveva i suoi progetti personali. Je imel svoje osebne načrte. Ma quando la Madonna è apparsa a me e alla mia madre, Tudi ko se je Mati Božja prikazala meni in moji materi, mi ha fatto capire che quella proprietà gli sarebbe tutto di Dio. mi je dala vedeti, da to posestvo bo nekoč vse od Boga. Solo che dire questo a mio papà in quel tempo era molto difficile. Tudi kako naj bi to v tistem času povedal mojemu očetu, ki je bilo zelo težko. Perché mio papà ancora non era nella chiesa convertito. Kajti moj oče še ni bil spreobrnjen in ni hodil v cerkev. E mio papà non accettava questo. In moj oče ni sprejemal tega. Ma quando lui ha visto che cominciava a andare lì nella proprietà sua tante persone, In tudi potem, ko je videl, da so na to posestvo začeli prihajati toliki ljudje, che pregavano, ki so molili, che si convertivano, ki so se che spreobračali, vedevano tanti segni nel cielo, ki negli so alberi, videli zname na nebu che la in na Madonna ci drevesu, donava. ki jih je Mati Božja nam dajala. Lui ha capito che tutto quello lì non era suo, Razumel je, da vse to posestvo ni njegovo, ma era di Dio. ampak Božje. Tanto che dopo lui proprio ha donato la parte dove la Madonna, la proprietà dove la Madonna è apparsa, Koliko da je podaril ta del posestva, kjer se je Mati Božja prikazovala, ha donato alla Chiesa, je podaril cerkvi, alla diocesi di Capriano, podaril je škofiji v Itapirangi, perché dovesse essere di fatto un santuario che la Madonna voleva. kajti Mati Božja želi, da bi se na tem posestvu zgradilo svetišče. La Madonna ha detto che ha scelto Itapiranga Mati Božja je rekla, da je izbrala ta kraj Itapiranga, perché Satana voleva fare di Itapiranga ker je Satan hotel narediti iz Itapirange un posto terribile di peccato, kraj, kjer bi se veliko grešilo, per diffondere il male per tutta l'Amazzonia, da bi se od tam širilo zlo na celo Amazonijo per rovinare tante anime. in da bi uničil tako mnogo duš. Ma la Madonna è andata giusto lì Toda Mati Božja je šla prav tam, per rovinare i piani di Satana da bi uničila Satanove e načrte per fare Itapiranga in da bi naredila Itapirango un posto di grazia per tutta l'umanità. kraj milosti za vse človeštvo. I demoni volevano usare Itapiranga per rovinare l'Amazzonia. In Satan je hotel uporabiti Itapirango, da bi uničil vso Ma Amazonijo. la Madonna ha usato Itapiranga per salvare tutto il mondo. Mati Božja pa je izbrala Itapirango zato, da širi cel svet. E mi ha detto che Gesù sempre sceglie luoghi piccoli, In dejala mi je, da Jezus zmeraj izbere majhne kraje, semplici, enostavne, lontani, sconosciuti, ki so daleč in nepoznani, che ricordano tanto Betlemme di Nazareth. ker jih tako spominjajo na Betlehem in Nazaret. Itapiranga da Manaus Itapiranga je oddaljena od Manausa è 5 ore lontano. 5 ur. Manaus è la capitale dell'Amazzonia, Manaus je glavno mesto è Amazonije, una città grossa, veliko mesto, di 2.400.000 abitanti, 2-milijonsko mesto, tutte industrie. vse industrije. E Itapiranga è piccola, Itapiranga pa je majhna, ma è 8.000 abitanti. ima mnogo manj kot tisoč ljudi. Per arrivare a Itapiranga si fa di macchina o bus, Ko greš v Itapirango, lahko greš z avtom ali z avtobusom, o di barca nel fiume dell'Amazzoni. ali z ladjo po reki Amazonija. E la Madonna dice che Itapiranga è stata la volontà di Dio In Mati Božja pravi, da Itapiranga je v Božjem načrtu, Božji volji, che lei venisse lì da ona pride tja, per trasmettere i suoi messaggi a tutto il mondo, da bi dala svoja sporočila vsem nam, a tutta la Chiesa vsej cerkvi e a tutte le famiglie che hanno bisogno. in vsem družinam, ki potrebujejo.
perché lei non si è dimenticata di noi, popolo dell'Amazzonia. Kajti Marija je rekla, da ni pozabila nas, amazonskega ljudstva. Ma le persone in Itapiranga all'inizio erano molto difficili. Toda ljudje v Itapirangi od začetkov so bili zelo težki. Anche il parroco della città, Celo duhovnik tega kraja, Padre Omar, Padre Omar, canadese, bil je iz Kanade, era molto incredulo. bil je zelo nezaupen. E quando la Madonna mandava noi andare da Padre Omar, lui non credeva che la Madonna faria. In ko nas je Mati Božja pošiljala k očetu Omarju, da bi mu govorilo, sporočili, on ni verjel. E quando lui vedeva che tante persone si convertivano a causa delle apparizioni, In ko je videl, da so se toliki ljudje spreobračali zaradi prikazovanj, lui non accettava. on ni tega sprejemal. E questo era all'inizio molto difficile. In tako je bil začetek v Itapirangi zelo težek. Quante volte in chiesa durante la Santa Messa, Kolikokrat v cerkvi med svetomašom, quando io e mia madre eravamo lì con mio papà, ko stva bila jaz, moja mama z očetom tam, Padre Omar con tutta la parrocchia, oče Omar z vso župnijo, davanti a tutte le persone, pred vsemi ljudmi, parlava male della Madonna, delle je apparizioni. govoril grdo o Mariji, o teh E prikazovanjih, con tutte le persone si mettevano a ridere da noi e scherzare davanti a tutti. tako da so se vsi ljudje začeli nam posmehovati in se delati norca iz nas. E io e mia madre in silenzio Jaz in moja mama sva bila v tišini a sopportare tutte queste offrire per la conversione dei peccatori. in sva prenašala in darovala za spreobrnjenje grešnikov. La mia madre piangeva, Moja mama je jokala. ma io dicevo non piangi mamma, To, da rekel sem ji, mama ne jokaj, perché la Madonna ha detto che dovevamo soffrire molto. kajti Mati Božja je rekla, da bomo morali mnogo trpeti. Ma offriamo anche questa umiliazione per la loro conversione. To, da potrpimo tudi te žalitve za njihova spreobračanja. E tutti dicevano il ragazzo pazzo, In vsi so govorili, la sua madre è matta, njegova mama je sono rodna, fuori testa. so iz pameti. Ma io non mi portavo, Jaz se nisem oziral na to, perché la Madonna prima kajti Mati Božja se je prikazovala mi appare fino adesso. in se prikazuje še vedno. E come lei mi ha detto in apparizione, In kot mi je ona rekla v nekem prikazovanju, io apparirò a te e alla tua madre jaz se bom prikazovala tebi in tvoji materi fino alle fini delle vostre vite. do konca vaših življenj. E così è sempre adesso. In tako je vedno tudi sedaj. E la Madonna ha detto che lì a Itapiranga sarebbe posto come Dio vuole. In Mati Božja je rekla, da tam v Itapirangi bodo kraji taki, kot Bog želi. Non come gli uomini vogliono. Ne tako, kot želijo ljudje. E che Itapiranga sarà in Amazzonia una città santa. In da bo Itapiranga v Amazoniji postala sveto mesto. Perché è Dio che vuole fare di Itapiranga un esempio di città santa per tutte le altre città dell'Amazzonia e del mondo. Zato, ker je Bog, ki hoče narediti Itapirango vzor svetega mesta za vse mesta in za vse ljudi tega sveta. E lì i tre sacri cuori In tam sveta tri srca di Gesù, Maria e Giuseppe Jezusa, Marije in Jožefa si sono rivelati so se razodeli, per la santificazione di tante famiglie. da bi se potem posvečevali mnoge družine. Noi pregheremo adesso il rosario, Mi bomo sedaj molili rožni che venec, è la preghiera che la Madonna tanto ama. ki je molitev, ki jo Mati Božja tako zelo ljubi. E dopo il rosario pregheremo 5 salve regina In po rožnem vencu bomo 5krat molili pozdravljena kraljica, per l'apertura dei cuori in Lui. da bi se odprla zakrknjena srca. È sempre quando preghiamo le 5 salve regina In vedno, kadar molimo 5krat pozdravljena kraljica, che la Madonna parla. da se Mati Božja prikaže. E vieni del cielo per benedirci In pride iz nebes, da bi nas blagoslovila e donare il suo messaggio. in da bi nam dala svoje sporočilo. Ieri Včeraj, la Madonna ha promesso che veniva oggi ob odhodu je obljubila, da pride per danes, benedire a tutti noi, da bi blagoslovila vse nas, come fa già da tanti anni in Amazzonia. kot to
To dela že toliko let v Amazoniji. quando noi preghiamo Kadar mi molimo e quando lei viene a trasmettere il suo messaggio per l'umanità. in kadar ona pride da nam da sporočilo za vse človeštvo. E per questo noi adesso faremo la preghiera In zato mi sedaj bomo molili e nel finale di tutto delle apparizioni racconto quello che se la Madonna ha voluto dire qualcosa a tutti. in na koncu bom povedal to, kar je Mati Božja hotela povedati za vse nas. E racconto gli altri messaggi che lei ci ha trasmesso e capirà un poco della storia. Govoril bom tudi o drugih sporočilih, ki jih je Mati Božja dala v Vejte Pirangi in mogoče še malo zgodovine. Il mio vescovo sa che sono venuto in Italia, in Francia e adesso in Slovenia. Moj škof ve, da sem prišel sedaj v Italijo, v Francijo in sedaj v Slovenijo. E lui ha detto coraggio, porta il messaggio della Madonna. In on mi je rekel, korajžo, nosi Marina sporočila. E lui di Itapiranga costruirà il santuario della Madonna. In on je tisti, ki bo v Itapirangi zgradil svetišče Materi Božji. Ha fatto il decreto di culto Izdal je dekret o čiščenju e ha benedetto la prima pietra del santuario della Madonna in Itapiranga, blagoslovil je prvi temeljni kamen za svetišče v Itapirangi, che del Brasile ki se bo iz Brazilije, sarà il secondo santuario più grande della Madonna. ki v Braziliji bo to drugo največje svetišče, Marino svetišče v Amazoniji. Dopo il santuario della patrona del Brasile a São Paulo, Prvo svetišče je zavetnice Brazilije v São Paulo Itapiranga il santuario sarà il secondo più grande. in Itapiranga bo drugo največje svetišče. Allora facciamo la nostra preghiera. Torej molimo. Nel nome del In Padre, Očeta in Sina e dello in Spirito Santo. Svetega. Amen. In questo momento vogliamo pregare V tem trenutku se molimo, per aiutare la Madonna a salvare tante anime per suo figlio Gesù. da bi pomagali Mariji rešiti tolike duše za njenega Sina Jezusa. Che la nostra preghiera possa toccare nei cuori più difficili. Da bi se naša molitev dotikala najbolj trdosrčnih src. Che tutte le famiglie che abitano attorno a questa parrocchia In da bi vse družine, ki živijo v okolici te župnije, possano essere illuminate dalla luce di Dio da bi bile razsvetljene z Božjo lučjo e che lo Spirito Santo possa trasformare i cuori di ogni famiglia e persona. in da bi Sveti Duh spremenil srca vsakega posebej. Preghiamo per il nostro Santo Padre Francesco, Molimo za našega svetega očeta Frančiška, per tutti i vescovi sacerdoti, za vse škofe duhovnike, chiedendo sante vocazioni sacerdotali e religiose. prosimo za nove duhovniške poklice in redovniške poklice. Ricordate adesso le persone delle vostre famiglie, le persone più difficili, Spomnite se vaših domačih, posebno tistih, ki so najbolj težki, e affidate queste persone ai cuori di Gesù, Maria e Giuseppe. in izročite te osebe srcu Jezusovemu, Marijinemu in Svetega Jožefa. Se avete bisogno di una grazia di Dio Če potrebujete Božjo milost per voi o per qualsiasi persona della vostra famiglia, za vas ali za katerokoli osebo vaše družine, abbiate fiducia nel cuore misericordioso di Gesù, zaupajte v usmiljeno srce Jezusa. perché Gesù ascolta la nostra preghiera. Kajti Jezus posluša naše molitve. Quando preghiamo a Lui per mezzo del cuore e della sua mano, Kadar prosimo njega po srcu njegove matere Marije, che intercede per noi. ki ona posreduje za nas. Lei e San Giuseppe, Ona in Sveti Jožef posredujeta za nas davanti al suo sacro cuore. pred Jezusovim presvetim srcem. Preghiamo per le anime del purgatorio, Molimo za dušo ubica per tutte le persone che in questo momento stanno a morire in za vse tiste, ki zdaj v tem trenutku umirajo e che hanno bisogno di preghiera. in ki potrebujejo našo molitev. Preghiamo chiedendo anche la protezione della Vergine di San Giuseppe, In molimo in prosimo zaščito device Svetega Jožefa per tutti i bambini za vse otročiče e per tutti i giovani. in za vse mlade.
specialmente i giovani che sono nella droga, posebno za tiste mlade, ki so v drogi, lontani dalla fede, daleč od vere, nella prostituzione, ki so v prostituciji, che vivono nel peccato, ki živijo v grehu, perché la Madonna e San Giuseppe da bi Marija in sveti Jožef possano condurre questi giovani al cuore di Gesù, vodile te mlade k Jezusovemu srcu, che questi giovani possano pentirsi dei loro peccati da bi se ti mladi kesali svojih grehov e possano ritornare alla grazia di Dio. in bi se vrnili, prijeli milost Božjo. E nel silenzio dei nostri cuori In v tišini naših src offriamo adesso le nostre intenzioni personali a Gesù, Maria e Giuseppe. podarimo naše osebne potrebe Jezusu, Mariji in Jožefu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi pekelstvo vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmirjanja. Regina del Rosario della Pace, Prosi za nas, San Giuseppe. sveti Jožef. Nel primo mistero del dolore, l'agonia di Gesù dell'orto dell'Ulivo. V prvem delu žalostnega rožnega venca Jezus, ki je za nas krvali pot potil. Preghiamo per le persone che non credono in Dio, Molimo za tiste osebe, ki ne verujejo v Boga, perché si convertono da bi se spreobrnile e aprono il loro cuore al Signore. in bi izročile svoje srce Gospodu. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Regina del Rosario della Pace, Kraljica rožnega venca in miru, San Giuseppe. sveti Jožef. Secondo mistero del dolore, la flagellazione di Gesù. Druga skrivnost, Jezus je bil za nas bičan. Preghiamo in questo mistero per tutti i paesi che soffrono con violenza e guerra. Molimo v tej skrivnosti za vse tiste dežele, ki trpijo nasilje in vojno. Pregando per la pace. Molimo za mir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v škodo, temveč reši nas od zlega. Ave, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in na naši smrti. A Itapiranga, la Madonna ha insegnato canti alla mia mamma. V Itapirangi je Mati Božja naučila pesmi mojo mamo. Un giorno domanda alla mia madre, Nekega dne je vprašala mojo mamo: Maria do Carmo, cosa vuole fare in paradiso? Marija do Carmo, kaj bi ti rada delala v nebesih? Non lo so, risponde mia Moja madre. mama odgovorila: ne vem. E la Madonna dice, quello che a te piace fare per Gesù in terra, In Mati Božja je rekla: to, kar tebi je všeč delati na zemlji za Jezusa, è quello che tu farai in paradiso. to je tisto, kar boš ti delala v nebesih. Mia madre, posso pensare e domani rispondo? In moja mama je rekla: lahko premislim, pa jutri odgovorim. La Madonna sì. In Mati Božja je rekla: da. E mia madre ha pensato quel giorno cosa piaceva fare per Gesù in terra. In moja mama je razmišljala, kaj je ona rada bi delala za Jezusa na zemlji. E si è ricordata che quando aveva 15-16 anni In spomnila se je, da ko je bila stara 15-16 let, cantava nel coro della chiesa, della società. je pela v cerkvenem zboru v njenem kraju. Quando la Madonna è apparsa quel giorno, In ko je tistega dne Mati Božja se prikazala, mia madre ha detto adesso lo so cosa vuole fare il suo figlio Gesù. je rekla Mariji: sedaj vem, kaj bi rada delala za tvojega sina Jezusa. Se Gesù me lo permette, se è la volontà di Dio, Če mi Jezus dovoli in če je Božja volja, voglio cantare per lui nel coro degli angeli e dei santi nel cielo. bi rada popela v zboru svetih in angelov, in zboru angelov. La
La Madonna è questa la tua volontà? In Mati Božja, je to tvoja želja? E mia madre ha risposto, In moja mama odgovorila, se Dio me lo permette, če Bog mi dopusti e se è la sua volontà, in če je njegova volja, è questo che voglio fare. je to, kar želim v nebesih delati. La Madonna ha cominciato a insegnare i canti a me. In moja mama je začela, in Mati Božja je začela učiti mojo mamo pesmi. Sono più di 100 canti. Naučila jo je več kot 100 pesmi. E sempre sveglia la mia madre alle 3 o 4 del mattino. In vedno Marija zbudi mojo mamo 3-4 zjutraj Cantando. in pojeda. E la mia madre si alza, si sveglia e impara il canto che la Madonna gli In insegna. moja mama se zbudi, vstane in se nauči pesem, ki jo Mati Božja uči. E tante volte la Madonna insegna anche i canti a me. In tolikokrat Mati Božja nauči pesmi tudi mene. Non tante come ho insegnato a mia madre. Ne tolike, kot je naučila mojo mamo. Uno dei canti che ha insegnato a mia madre Ena pesem, ki jo je naučila mojo mamo, le parole dice Gesù, Gesù, besede govorijo tako. Jezus, Jezus. passa vicino a me Gesù. Pridi mimo k meni, Jezus. Io voglio toccare nella tua veste Jaz se hočem dotakniti tvoje obleke, perché io possa guarire. da bi lahko zdravila. Guariscimi Gesù. Ozdravi me, Jezus. Se è dalla tua volontà, Če je tvoja volja, oggi tu puoi guarirmi. ti me lahko danes ozdraviš. Guariscimi Gesù. Ozdravi me, Jezus. Questo canto noi cantiamo a Itapiranga, To pesem mi pojemo v Itapirangi, sempre nel giorno 9 di novembre vedno 9. novembra, di ogni anno, vsakega leta, quando andiamo in processione ko gremo v procesiji alla sorgente della misericordia e della grazia na izvor milosti, che la Madonna Benedetta capiamo. ki ga je Mati Božja, izvir, ki ga je Mati Božja blagoslovila v Itapirangi. Cantando e pregando per tutti gli ammalati. Pojemo in molimo za vse bolnike. E tanti arrivano lì cantando questo canto In toliki ljudje pojejo to pesem, per prendere l'acqua benedetta dalla Madonna zato da bi potem vzeli blagoslovljeno vodo, ki je blagoslovljena od Marije. chiedendo la grazia della guarigione per sé In prosili milost ozdravljenja zase o per i suoi malati. ali za svoje bolnike. E adesso in questo momento In sedaj v tem trenutku mettete la mano nei vostri cuori položite roko na vaše srce e a ascoltare questo canto che si canterà in portoghese, in poslušajte to pesem, ki jo bo pel v portugalščini, ma anche per mezzo di questo canto che la Madonna possa chiedere a Gesù ampak tudi zato, da bi Mati Božja po tej pesmi prosila Jezusa la guarigione del vostro corpo, ozdravljenje za vaše telo, dei vostri cuori vaše o srca della vostra anima. in vaše duše. O se volete che sia la grazia per una persona che conoscevate, Če pa želite, da bi bila milost za eno osebo, ki jo vi poznate, in questo momento questa grazia possa scendere su questa persona malata. da bi ta milost se spustila na to osebo, ki je bolna. La Madonna ha cantato così. Mati Božja je pela tako. Jesus, Jesus, passa bem perto de mim. Jesus, 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 passa bem perto de mim. Eu quero tocar na tua roupa para eu me curar. Eu quero tocar na tua roupa para eu me curar. Cura-me, 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 Jesus. Cura-me, 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 Jesus.
mistero del dolore, Gesù incoronato di spine. Tretjem delu rožnega venca je za nas prvi krona bil. Vi preghiamo per i capi, tutti i capi dei Ma mi molimo za vse poglavarje celega sveta, perché lo Spirito Santo possa convertirli tutti voi, da bi Sveti Duh jih vse spreobrnil, perché possano trovare la volontà, da bi se naučili izpolnjevati Božjo voljo, perché loro possano donare prima un buon esempio, kajti oni so prvi, ki bi morali dati dober zgled, amando e adorando a Dio, da bi ljubili in čestili Boga, vivendo i comandamenti del Signore. da bi živeli Božje zapovedi. Se loro non vogliono fare la volontà del Signore, Če oni nočejo delati Božjo voljo desiderano causare danno a tante anime, in hočejo pokvariti, delati škodo mnogim dušam, che per mezzo della nostra preghiera, ki po naši molitvi, che Gesù possa abbattere i potenti dai troni da bi Jezus mogočne vrgel s prestola e esaltare gli umili. in dvignil in ponižene dvignil. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato. Nel quarto mistero del dolore Gesù condannato porta alla croce. V četrtem delu žalostnega rožnega venca Jezus je za nas težki križ nesel, Che Gesù possa rinnovare la nostra fede. da bi Jezus obnovil našo vero, Che Gesù doni a noi la grazia di mai dubitare, da bi nam dal Jezus milost, da ne bi nikoli dvomili, ma che possiamo diventare uomini e donne di fede e di preghiera. da bi postali možje in žene vere in molitve, Di avere quella fede che smuove le montagne, da bi dobili vero, ki premika gore, per aiutare a salvare tanti dei nostri fratelli da bi pomagali rešiti tolike naših dalle tenebre del demonio. od pred temo Satana. In questo mistero offriamo a Gesù la nostra riparazione e amore. In v tej skrivnosti darujemo Jezusu naše žrtve in ljubezen. E come un atto di umiltà davanti a Lui, In kot dejanje nižnosti pred njim, quelli che possono preghiamo in ginocchio. tisti, ki morajo, naj se pokleknejo.